Turisti per caso qui alla Giudecca a Venezia, uno dei posti più belli del mondo, c'è un evento incredibile, stupendo, magnifico ed è? Compriamo un'isola. 99 euro per 99 anni. E cioè che cosa succede? È un'iniziativa nata in maniera popolare, diciamo, quindi proprio dalla fondamenta di quest'isola. È la volontà, è nata inizialmente, diciamo, dall'indignazione per la notizia appresa anche dai giornali della ennesima svendita di uno dei pezzi della laguna, che è l'isola di Poveglia, che andrà all'asta dall'Agenzia del Demanio a inizio maggio, quindi il 7 maggio c'è la prima parte di quest'asta. Cioè, come dire, il Demanio vende sì, un'isola di Venezia. Sì, la notizia era proprio questa, che base d'asta zero. E vediamo che cosa salta fuori. Vediamo che cosa salta fuori. E quindi diciamo che questa idea molto semplice è nata qui e ho detto ma se la svendita è questa proviamo a ricomprarcela. Ma che se ce la comperassimo, com'era il discorso? In realtà non stiamo comprandola perché la stanno probabilmente svendendo. Abbiamo scoperto questa mattina che nell'85 tentarono di venderla a 100 milioni di lire, cioè 50.000 euro di adesso, e quindi l'indignazione parte dall'idea che si stia svendendo un altro pezzo di patrimonio. Ma che c'è qualcuno già che la vuole comprare, dai? Noi. Ah, ecco, benissimo. Quindi allora, ma se la compriamo che cosa succede? Prima bisogna dire che è un pezzo di cuore, è un nostro cuore, è veramente il Bacchan della Laguna Sud. È una cosa veramente che ci strazia sapere che vada via. E ci facciamo sicuramente, la lasciamo libera, di libero accesso per tutti. L'idea è uno spazio verde attrezzato, dei campi per poter giocare, per poter fare amicizia, per poter trovarci, mentre per tutta la zona strutturata, che è molto ampia, si parla di 4.000 metri, 40.000 metri quadri di abitazione, ah, Madonna, quindi è una cosa, Madonna, adesso una cosa grandissima, una cosa bellissima, grandissima. Quella stiamo meditando sul da farci. Comunque sarà sicuramente no profit, sarà sicuramente ecocompatibile e tutti i proventi che avvengono dalla parte edificata saranno redistribuiti per l'isola. Queste sono 4 colonne portanti sulle quali ci siamo imbarcati. Certo, imbarcati, isolati. E allora, quindi poi turisticamente come la usiamo? Vuol venire, viene. Ci potremmo mettere delle iurte, facciamo un villaggio di iurte, va bene, facciamo ecocompatibili, va bene. Ok, quindi allora tutti possono partecipare, non è solo i veneziani? Assolutamente no, adesso metteremo online un conto corrente in modo tale che, perché l'idea forte è questa, qualora non riuscissimo a comprarla, che adesso diventa veramente residuale come possibilità, però c'è. Noi dei 99 euro che ognuno versa ne restituiamo 80, cioè la maggior parte viene restituita. Il 19 che rimangono solo per fare da sentinella affinché chi la compra rimanga dica quello che esattamente faccia e noi saremo lì a verificare che ciò succeda. Però vorremmo comprarla, sì. Allora quindi quando ci sarà l'asta? 7 maggio. 7 maggio. Quindi voi sarete lì a offrire qualcosa. Online, quindi non saremo lì, saremo lì col cuore, è online, ci sarà. Seguiremo da casa. I nostri sarà lì col computer e noi tutti dietro a fremere. Va bene, allora dai, compriamocela l'isola. Forse è l'unico modo, compriamoci anche l'Italia, che forse poi facciamo le quote come fanno, no? Facciamo così. È un'idea. Partiamo dall'isola. Prima che ci compri qualcun altro. Quindi compriamola. Compriamola, dai.